sono i ricordi di quella sera? Ricordi che fanno anche male, perché comunque dopo poco che continuavamo a raccontare la tragedia del Morandi, ritrovarsi qua a raccontare ancora una tragedia, veramente chiudi gli occhi e ti ricordi anche l'odore di quella notte, i rumori pazzeschi delle barche che si andavano a scontrare l'una con l'altra e che arrivavano fino qua sulla passeggiata mare. Abbiamo documentato anche fino all'ultimo col fiato sospeso cosa stava accadendo, ossia c'erano delle persone praticamente quasi in mare aggrappate a degli scogli, un palo dalla banchina. Fortunatamente poi sono state tutte tratte in salvo dalle forze dell'ordine, dai vigili del fuoco in particolare. E poi l'indomani davvero uno scenario da tsunami, perché questo è stato davvero l'effetto. E poi ricordo anche tanta la solidarietà e l'impegno di tutti, questo gioco di squadra di tutti gli abitanti anche di Rapallo, che sono rimboccati le maniche guidati da un capitano che è poi il loro primo cittadino, e da tutti, che veramente è stato un lavoro straordinario. E poco dopo anche a livello nazionale abbiamo potuto raccontare nei mesi a seguire la rinascita di questa splendida perla del Tiguglio. Eravate a Genova voi? Eravamo a Genova, sì, per il ponte Morandi. È un giorno di allerta, era vissuto davvero col fiato sospeso, perché c'erano ancora i monconi, si temeva potessero magari cadere, e c'erano già stati molti danni in pomeriggio a Genova, con trombe d'aria, con allagamenti, con tantissimi disagi, e si temeva, però si sapeva che quella notte sarebbe successo comunque un qualcosa, non si sapeva bene dove avrebbe colpito violentemente la mareggiata, che poi comunque ha colpito tutta la costa, perché anche a ponente sono stati distrutti centinaia di stabilimenti balneari. Dunque è stato davvero una cosa storica, la mareggiata storica per la Liguria, ma anche in Italia non se ne ricordano così. Una serata che avete ricevuto tante grazie, e intanto abbiamo ricordato la tragedia dell'anno scorso. Sì, è una serata bellissima, un ringraziamento fatto ai Vigili del Fuoco, e abbiamo avuto visibilità finalmente, anche noi. Cosa ricordate? Quali sono state le problematiche maggiori? Le problematiche maggiori sono state capire che tipo di intervento c'era da fare, perché inizialmente non si sapeva bene come si poteva portare a termine questo intervento, perché andare in mare con quelle condizioni lì, senza l'ausilio di una barca, appresso abbiamo preso un gommone di fortuna, siamo partiti e è andata bene così. C'è stato un lavoro di squadra. Certo, soprattutto un lavoro di squadra, la riuscita di questi interventi è stato dovuto a questo lavoro di squadra che abbiamo fatto con tutti i nostri colleghi, qua dell'Arma, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto. Quando è scattata, quando vi è arrivata la prima notizia? Le prime notizie già nel primo pomeriggio per quanto riguarda le squadre di terra, sicuramente siamo stati impegnati a liberare strade, quello che si poteva fare, chiaramente le richieste erano tantissime, per cui si è dato delle priorità agli interventi di maggiore utilità, ecco questo. Soprattutto è stato capire se c'erano delle persone anche a bordo delle barche. Sì, perché poi si è capito che c'erano delle persone a bordo, e dice, ma come mai c'è della gente a bordo? Poi abbiamo capito che erano dei professionisti, cercavano di tutelare il loro bene, armatori con marinai e tutto, anche padroni di pescherecci, che naturalmente il loro bene era mantenere la barca in vita. Ecco, per voi come avete fatto a coordinarvi? Io vengo da un'esperienza pluriennale, quindi conosco bene le criticità di questi eventi, e quando ho ricevuto la chiamata del collega Orlando abbiamo subito attivato tutti i canali ufficiali per poter allestire quella che poi si è rivelata una squadra di intervento con tutte le forze dell'ordine e di polizia molto efficace. Fa piacere una serata come questa? Fa piacere perché fa sentire orgogliosi di essere servitori dello Stato, di essere italiani, perché un evento del genere comunque in Italia non se la fosse mai registrato, e soprattutto fa sentire orgogliosi di avere degli amici e dei colleghi che nel momento di bisogno non ti lasciano soli, e soprattutto i cittadini non si devono sentire solo, perché lo Stato quando c'è risponde bene, tutti insieme rispondiamo sempre bene all'appello.
Si ricorda la prima telefonata, la telefonata che annunciava questa catastrofe? Assolutamente, erano le 16:40, è un orario che rimane impresso nella mia memoria perché mi viene indicato la caduta della diga e di là parte tutta una giornata, partono mesi di lavoro intenso insieme a questi ragazzi che sono diventati poi Simone, Giuseppe, tutti quanti insieme con il mio amico luogotenente cariche speciali. Ma Emidio, veramente abbiamo fatto squadra perché poi c'è stato anche il dopo, dal 30 ottobre ci siamo imboccati le maniche affinché la città ritornasse alla sua normalità. È andata bene che non ci sono stati feriti, si diceva stasera, soprattutto morti. Assolutamente, è stato un intervento miracoloso, ma con l'opera dell'uomo. Ognuno ha fatto la sua parte con, come diceva il Vigile del Fuoco, con dovere del sapere ed è stato essenziale affinché questi naufraghi potessero tornare alle proprie case. Quali ricordi? C'è un po' di emozione questa sera. Ma c'è molta emozione, infatti oltre a non essere abituati a stare qui sul palco, forse l'emozione più forte era proprio ricordare e rivedere quei luoghi e quelle serate. C'è da dire che delle situazioni così speriamo che non ne capitino più nella nostra vita, ma era per me la prima volta di essermi trovato in una situazione così enorme. Ci guardavamo spesse volte con il sindaco, con i colleghi dei carabinieri, della Capitaneria di Porto, ci guardavamo e non dicevamo niente. Tutta la notte l'abbiamo passata cercando di risolvere situazioni senza fare commenti o senza mai sperare nelle cose che poi sono successe successivamente. Siamo resi conto che tutto è andato bene. Ecco. Ecco, si coglie che ci sono state anche tante amicizie, speriamo che queste amicizie continuino, ma per altri motivi, non per queste problematiche. Sì, questo indubbiamente. Diciamo che la cosa che più ci ha unito, a parte la sofferenza di quella serata e dei giorni a seguire, è stato anche un po' il fatto che comunque veniamo tutti quanti, soprattutto noi tre, siamo tre napoletani. Abbiamo ritrovato in noi un po' diciamo, di casa in questo aspetto, ma soprattutto il ricordo più forte è le serate che abbiamo passato a digiuno, che poi alla fine della sera rimanevamo noi 4-5 che dovevamo trovare un posto da andare a mangiare dopo una giornata di lavoro e a furia di andare avanti così poi abbiamo passato un anno insieme a lavorare, dalla ricostruzione, dal censimento delle barche. Devo essere sincero, fa veramente piacere avere degli amici del genere. Ma napoletani sì, distanti ma vicini, perché ci unisce anche il mare. Beh, io sposo in pieno il concetto del capitano perché essere napoletani ed essere gente di mare sicuramente accomuna e unisce. Però io ribadisco anche il concetto che da noi meridionali trapiantati comunque al nord ormai da tanti anni non possiamo che ammirare e apprezzare il fatto di essere comunque una comunità unica, quindi anche qui al nord riusciamo a trovare sempre dei forti valori morali. Avete sentito il sostegno anche, si è parlato di volontari, ci sono stati ringraziamenti anche nel filmato, proprio ufficiali, il sostegno della gente comune? Sì, ovviamente la cittadinanza è rimasta vicina a noi. Un episodio che ricordo con piacere era verso l'inizio di novembre quando si sono presentati, che noi nei digiuni che dice il capitano, qualcuno ci ha offerto qualche pasto veloce, dolce, portavano lì ai ragazzi perché poi si è dovuto ottemperare a tutti gli aspetti amministrativi che sono stati abbastanza complessi e durano ancora oggi. Sì, io ricordo proprio nelle fasi della notte c'erano molti ristoratori sul lungomare che si preoccupavano se noi avevamo tutto il necessario, se dovevamo bere qualcosa, ecco, c'erano proprio vicini loro, nonostante avessero avuto tutto distrutto. E successivamente abbiamo visto, ecco, dalle persone più giovani e meno giovani, ma tutte darsi da fare, veramente pensare al bene comune. È quella cosa che mi fa sentire sempre più orgoglioso di essere italiano e di lavorare per una comunità che risponde sempre appieno anche nei nostri confronti. Tutti ci sono stati vicini e forse è la cosa che mi ha fatto capire che il nostro lavoro è quello che è il più bello del mondo, perché è proprio supportato da tante persone e per questo ringrazio tutti. Ecco. Vicino alla gente, per la gente. Intanto grazie, finiamo, grazie di questo momento straordinario per Telepace. Finirei con i due Vigili del Fuoco, se c'è un momento, una storia piccola da raccontare di quella sera che vi ricorda, cioè che vi è rimasta più nel cuore.
No, io direi appunto la cosa che rimarrà sempre almeno nel cuore è questo appunto di questa unione con tutti i nostri colleghi che ci siamo conosciuti molto bene. Abbiamo conosciuto innanzitutto anche gli uomini che stanno dentro alle divise, che questo penso che sia la cosa più importante di tutto. Un bel messaggio questo, no? Noi vediamo la divisa, ma dietro alla divisa che avete c'è una persona che magari è un papà, un fratello, un marito, no? Sì, sì, assolutamente. Poi tutti gli uomini in divisa che si davano da fare anche abbagnandosi. Mi ricordo il carabiniere di Portofino che si è scolato tutto, poverino anche lui con le scarpe, ma non ha mai mollato il posto, assolutamente. Questa sera c'è stato un grazie grande a tutte le istituzioni, no? Si è parlato di comuni, di provincia, di città metropolitana, regione, fino al governo. Beh, io sono qui in rappresentanza del Presidente Toti e di tutta la Giunta e di tutti coloro che come Regione Liguria sono stati presenti su questo territorio e hanno dato assistenza e fatto in modo che oggi si presenti per come è, quindi con il bilancio di un anno non facile ma anche con un clima di assoluta ripresa e rinascita. Mi è stata consegnata una foto che fa vedere questo golfo, questa Rapallo con il tramonto, insomma il rosso della sera, quindi come segno di augurio. Io ovviamente ho preso questo dono, questo riconoscimento che giro al Presidente, alla Giunta, a tutta la Giunta, perché credo che insomma la vicinanza di Regione si sia avvertita, che è stata una vicinanza sia a livello di finanziamenti che poi hanno permesso tutte le opere che hanno rimesso in piedi Rapallo, ma anche insomma, a livello organizzativo, a livello proprio di presenza fisica nell'immediatezza. Poi ovviamente essendo qua io delegata mi sono permessa di fare un po' qualche riferimento personale, quindi io ricordo la sera di questa grande mareggiata, di questo dramma, e noi eravamo in protezione civile, lo ricordo benissimo, ero col Presidente Toti, con Gianpedrone, e c'era l'apprensione di sapere, di sentire, ma di non riuscire a vedere cosa stava succedendo e la difficoltà anche di immaginarlo, perché i racconti che sono stati fatti qua e il resoconto dei sommozzatori, le testimonianze del comandante dello yacht che non l'aveva abbandonato subito, finalmente è stato come mettere in fila tasselli che noi immaginate in quei momenti era impossibile immaginare cosa stesse succedendo. È difficile spiegarlo anche oggi, che c'era una banchina e c'erano delle persone che prima erano su una barca, poi in una banchina, poi su una banchina in un porto che dovrebbe essere il posto più sicuro e invece erano scollegate e non riuscivano ad arrivare alla terraferma. Chiaramente qualche cosa di molto complesso si era capito quella sera, noi non abbiamo lasciato la protezione civile finché non abbiamo saputo con certezza che le persone, 22 persone erano state tratte in salvo. Ho quel ricordo e poi ho il ricordo dell'impegno, dell'attivazione, dell'idea di fare quella classe, quella scuola nel teatrino di Portofino per dare dei computer a tutti i bimbi di Portofino che non potevano andare a scuola a Santa Margherita quando c'era il mare mosso perché non potevano prendere la motovedetta a strada ancora chiusa. È stato un segnale anche quello, sembra una piccola cosa ma è stato un impegno di tutti che ha unito Portofino e Santa Margherita, ma quindi di riflesso anche Rapallo e tutto il Golfo anche per i bimbi e per la scuola, quindi un segnale importante di ripartenza e credo che sia anche questo voler dire aver cura del territorio. Poi, siccome ho citato la scuola non a caso, è chiaro che la scuola è stato un segnale e la scuola è un segnale anche qui oggi, perché c'erano i ragazzi dell'Istituto Dilceti, sono tornati da Dubai con la loro medaglia d'argento, hanno vinto queste Olimpiadi mondiali della robotica e io credo che insomma sono di Rapallo e non sia casuale, hanno fatto un progetto per pulire il mare perché hanno vissuto tutto questo, hanno visto tutto questo, hanno visto il loro mare sporco, inquinato, a rischio e hanno fatto il progetto del robot che lo pulisce. Credo che sia qualcosa di grandioso, un grande messaggio che ci fa guardare avanti al futuro con quel rosso che ho trovato nella foto che ci è stata regalata.
Sindaco, una bella serata. Una bella serata, una serata importante e ricca di significati. Innanzitutto Rapallo ce l'ha fatta. Rapallo, il comprensorio, non so se avete notato questo senso di unione con la Regione Liguria e con i due sindaci. Tantissime sono state le cose fatte, tantissime sono state le emozioni trasmesse e poi l'affetto che abbiamo e quello che è nato da una mezza catastrofe, consentitemi, di positivo. Di positivo sono loro, pietà, voglia, determinazione, qualità, e io sono molto orgoglioso di questi miei amici ormai, perché li abbiamo vissuti diverse volte, diverse serate abbiamo fatto assieme, per quello che avete fatto per la nostra città e per il nostro Tigullio, perché avete portato il nome di Rapallo in giro nel mondo. Quindi dobbiamo spiegare che cosa hanno fatto, non l'abbiamo ancora detto. Bisogna dirlo, ma loro hanno fatto tanto, loro hanno colto l'occasione, dopo la mareggiata, quello che è successo a Rapallo, tanto è vero che sono stati inseriti in un nostro video, hanno pensato di realizzare una sorta di robot per fare in modo di consentire la pulizia delle acque in maniera diversa, e da lì è nata una sorta di brevetto, giusto ragazzi? Allora stiamo lavorando al brevetto, dato che è uscita l'idea abbiamo costruito il primo prototipo di questo robot che sostanzialmente pulisce il mare dagli idrocarburi, quindi tutte le navi distrutte hanno riversato il loro carburante nelle acque e ora stiamo appunto studiando e portando avanti il progetto e lavorando a un brevetto futuro. E avete già partecipato a un grande concorso? Grazie a questo robottino abbiamo avuto accesso e siamo stati selezionati per rappresentare l'Italia a Dubai alla First Global Challenge, che è un'altra sfida di robotica, per cui abbiamo dovuto costruire un altro robottino e siamo arrivati a conquistare l'argento mondiale a questa sfida. Come vi siete messi insieme? Siamo della stessa scuola e ci conoscevamo già prima e ci siamo uniti ancora di più. Ecco, l'idea di fare un robot sul mare, sulla pulizia del mare, è proprio nata forse un anno fa in questi momenti? Sì, è nata dal fatto di vedere la nostra città tutta distrutta e dal collegamento poi con una conferenza di Diaspro, dell'EIT, i quali ci ha mostrato una nuova tipologia di spugna che serve proprio per gli idrocarburi. L'esperienza vostra, cosa dite? È indimenticabile, è stata molto costruttiva, abbiamo avuto la possibilità di poter dare ognuno il suo contributo per costruire il robot migliore per l'esigenza appunto della nostra città. Ecco. E per te? Anche lo stesso, perché soprattutto per me la robotica è molto importante, e mi piace anche un sacco, e quindi già dal primo robot che abbiamo fatto io ero molto soddisfatto, e anche essendo arrivati a livelli mondiali è stato molto bello. Complimenti ai giovani, Sindaco. Complimenti ai giovani, Rapallo porta fortuna. Rapallo porta fortuna, io sono veramente molto orgoglioso perché loro rappresentano, ma non lo dico come frase fatta, loro rappresentano il nostro futuro nel mondo della didattica, nel mondo anche della politica. Io sono un politico, quindi ben vengano, è il vostro momento e siete partiti veramente col piede giusto. C'è tanto entusiasmo da parte della città, poi la città tifa per loro e quindi mi fa molto piacere, in primis il Sindaco. Si è visto un gioco di squadra questa sera? Io ho sempre puntato sulla squadra, sempre sulla mia squadra e sul Tigullio. Una risposta straordinaria dopo un anno, dopo solamente un anno di avere una città, un golfo, parlo per Santa Margherita, per Portofino, completamente riqualificato al 90%. Per degli enti pubblici è molto difficile. Pensate che un sindaco tradizionale normale per rifare un marciapiede ci mette un anno e mezzo di autorizzazioni per capire quello che abbiamo fatto, non perché avevamo dei super sindaci, ma solamente perché, come diceva lei, ha funzionato la squadra, ha funzionato il team, ha funzionato la Regione Liguria, una forte determinazione e l'affetto che è un ingrediente che ti dà veramente quella forza di andare avanti. La Rapallo mi è stata vicina proprio con l'amicizia, non c'entrava la politica, non ci interessava niente, ci interessava solamente riuscire a ripartire senza polemiche e con tutti i cittadini vicini ce l'abbiamo fatta. E proprio questa sera mi telefonava una persona che era di quelle un pochino più pessimiste, che mi diceva ho perso tutto, mi dice non mi sembra vero ma siamo ritornati alla normalità.
Stasera mi sembra un giusto riconoscimento alle forze dell'ordine, ai volontariati, ai volontari, ai dipendenti, insomma c'è stato un grazie veramente grande. C'è stato un grazie grande con una richiesta da parte mia per un'onorificenza dal punto di vista nazionale, se ne occuperanno i nostri onorevoli di riferimento e non solo, me ne occuperò io anch'io personalmente perché io ero lì, io li ho visti lavorare, quindi volevo dare quel contributo alle persone veramente attive quella notte. Quella notte c'era il sindaco, c'era il maresciallo, c'erano queste persone che magari sono state anche loro frutto di un grossissimo contributo e magari, chi lo sa, potrebbero essere state loro a aver salvato la vita alla gente.